Lo sport cinofilo più frainteso del mondo, probabilmente divide più di qualunque altro. Basta una fotografia, un cane, una pettorina, un carrello pieno di peso e sotto quel video compaiono sempre gli stessi commenti, identici. Che vergogna, povera bestia, questo è maltrattamento. Vi faccio una domanda. Quanti di voi hanno espresso un giudizio senza mai aver visto una gara dal vivo? Perché il wave pool è uno degli sport che vengono quasi sempre giudicati prima ancora di essere conosciuti. E oggi proveremo a fare una cosa diversa, non per convincervi che sia uno sport bellissimo e che dovete in qualche modo praticarlo, ma per capire da dove nasce e perché esiste. Perché nessuno un giorno si è svegliato pensando faccio tirare un carrello ai cani. Dietro c'è una storia molto più lunga, prima dei camion, prima dei trattori, prima delle motoslitte. Per migliaia di anni il cane è stato un lavoratore. In Alaska, in Canada, in Siberia e molte altre regioni del mondo trasportava viveri, legna, attrezzature e perfino persone spesso. Senza quei cani, molte comunità non sarebbero riuscite tecnicamente a sopravvivere all'inverno, senza fronzoli. L'Alaska Malamute nasce per trasportare carichi pesanti su lunghe distanze, cioè non solo carichi pesanti, ma anche su lunghe distanze. In Siberian Husky, per mantenere velocità e resistenza, e da lì il suo fisico molto più asciutto, anche con temperature più estreme. Il Terranova aiuta i pescatori recuperando reti e trascinando materiali. Ancora esiste questa usanza in alcuni paesi. Perfino il Rottweiler, secoli fa, accompagnava il bestiame e trainava i piccoli carri dei macellai tedeschi. E c'è uno storico molto importante intorno a questa roba qua. Ci sono tante fotografie. Insomma, per moltissimo tempo il cane non è stato soltanto il miglior amico dell'uomo. È stato il suo collega. Poi arrivano i motori, il lavoro scompare quello, ma la genetica no, non scompare, quella rimane. Un border collie continua ad aver e a voler controllare un movimento. Un Labrador continua ad amare il riporto. Un levriero continua a voler correre. È nella sua natura e alcune razze conservano ancora oggi una straordinaria predisposizione al traino. È così che nasce il wave pool moderno, non come sostituto del lavoro, ma come disciplina sportiva. Una gara però è molto diversa da quella che noi immaginiamo. Il cane indossa una pettorina progettata appositamente per ridistribuire il carico sul corpo, davanti trova un carrello oppure una slitta. L'obiettivo è percorrere circa 5 metri entro un tempo stabilito. Se riesce, il peso aumenta. Se non riesce, la prova termina. Nessuno trascina il cane, nessuno può spingerlo, il conduttore può soltanto incoraggiarlo. E questa è probabilmente la prima cosa che sorprende chi assiste a una gara. Abituati a pensare chissà cosa, lo frusta, lo picchia. No, se il cane decide di non partire, e capita, la gara finisce, punto. Un'altra cosa che sorprende è la durata. Molti immaginano uno sforzo interminabile sul lungo termine. In realtà una prova dura spesso meno di 30 secondi. È uno sforzo intenso, breve, ma controllato. Proprio come un sollevamento pesi o uno sprint. Esistono poi le categorie di peso. Un cane di 20 kg non gareggia contro uno di 50, non sarebbe più una gara, sarebbe un atto eroico. E il dato più spettacolare non è quasi mai il peso assoluto, è il rapporto tra peso del cane e quello che riesce a spostare. Ed è proprio qui che arrivano numeri incredibili. Alcuni cani sono riusciti a trainare carichi decine di volte superiori al proprio peso corporeo, indipendentemente da razza. Prestazioni che sembrano impossibili, ma dietro quei risultati non c'è magia, c'è preparazione. Ed è qui che cade un altro luogo comune. In questa serie tratteremo tutti gli sport che vi vengono in mente, cioè ci proveremo ogni settimana a proporvi qualcosa che non esiste nel sistema editoriale italiano, cioè tutto ciò che nel mondo viene fatto con i cani. Capiterà di raccontare uno sport che è legale da una parte e illegale dall'altra, e quindi capiterà di incrociare quelle che sono le follie del mondo cinofilo. Ma
Proveremo a raccontarli tutti, dal più pazzo al più semplice, al più divertente, al più classico, che potrebbe essere, perché no, forse il più duro. Molti immaginano un cane che si allena trascinando pesi tutto il giorno. In realtà succede il contrario, una vera e propria preparazione. Un buon cane da weight pool passa molto tempo a camminare, nuotare, migliora la muscolatura, la coordinazione, la propriocettività, la condizione atletica. Il traino rappresenta soltanto una parte della preparazione. Esattamente come un pesista non tenta il record mondiale ogni volta che entra in palestra. Naturalmente alcune razze sembrano nate per questa disciplina. L'American Pitbull Terrier è probabilmente il simbolo che tutti quanti affianchiamo al weight pool moderno, non perché sia il cane più aggressivo, ma perché possiede un rapporto forza-peso davvero eccezionale. Accanto a lui troviamo l'Alaska Malamute, Siberian Husky, American Bulldog, Rottweiler, Terranova, perfino un sacco di meticci, perché il weight pool non premia soltanto la massa, premia equilibrio, tecnica, motivazione e collaborazione. E arriviamo alla domanda che tutti si fanno: fa male? La risposta seria è, come spesso accade, dipende. Un cane giovane, un cane sovrappeso, un cane allenato senza criterio può certamente andare incontro a dei problemi, non è in discussione, esattamente come un atleta umano. Ma un cane preparato gradualmente, controllato dal veterinario, seguito da persone competenti, affronta una situazione completamente diversa. Il problema quindi non è automaticamente lo sport, il problema è sempre come questo viene praticato. Vale per il weight pool, vale per l'agility, vale nel canicross, perfino una semplice pallina, se usata male, quante volte lo vediamo, può provocare infortuni articolari. Anzi, lasciatemi dire, soprattutto una pallina usata male al parchetto fa questi danni. Lo strumento non è mai il vero responsabile, la colpa non è della pallina, lo è la persona che lo utilizza. C'è poi un'accusa che accompagna il weight pool praticamente da sempre: rende i cani aggressivi. Ora io non so per quale associazione si dice una stupidaggine simile. In realtà non esiste alcuna prova che allenare il traino aumenti l'aggressività. Allenare la forza significa allenare il corpo, non il carattere. Sono due cose a volte complementari, ma diverse, cioè possono viaggiare insieme. Non c'è la relazione tra una e l'altra. Naturalmente esistono persone che cercano soltanto il record, ma quelle sono persone strane, che vogliono stupire, che dimenticano il cane. Questo non riguarda il weight pool nel mondo, riguarda l'essere umano nel merito, nello specifico, ed è una differenza enorme. Perché il vero nemico del cane non è uno sport con delle regole, è l'incompetenza, ed è proprio qui che secondo me il weight pool ci lascia una lezione importante. Non riguarda il peso, non riguarda i record, non riguarda nemmeno lo sport, riguarda il modo in cui guardiamo il cane, perché ogni volta che osserviamo un cane fare ovviamente qualcosa di straordinario abbiamo due possibilità. La prima è giudicare. E il pregiudizio, soprattutto in Italia, troppo spesso supera il giudizio. La seconda è farci una domanda, e viva il cielo siamo molto bravi anche a fare questo: perché nessuna razza è nata per caso? Dietro ogni attitudine c'è una storia, dietro ogni storia c'è una selezione, e dietro ogni selezione ci sono uomini che per secoli hanno chiesto ai cani di fare qualcosa che nessun'altra specie in natura era in grado di fare, come Balto, che ha salvato metà continente, un paese, una città, un continente, ed era un semplice cane. Il weight pool ci ricorda proprio questo, che il cane non è diventato il nostro migliore amico perché era il più bello, è diventato il nostro migliore amico perché prima di tutto è stato il nostro unico grande collaboratore. Ha cacciato con noi, ha protetto con noi, ha cercato con noi, ha salvato le vite, ha trasportato il nostro cibo, ha trasportato vaccini, ha lavorato al nostro fianco quando non esistevano motori, macchine, tecnologia. E forse il modo migliore per rispettarlo non è
dimenticare quella storia e conoscerla. Attenzione a che dice il cavallo. Nella storia dell'essere umano arriva addirittura dopo l'asino, che arriva molto prima del cavallo stesso. Forse non amerete mai il weight pull. E è giusto così. Forse anche nella nostra cultura noi non abbiamo avuto quel tipo di esperienza, come ad esempio il Canada o gli Stati Uniti del Nord. Ma spesso, o meglio, ma spero che da oggi, quando vedrete un cane davanti a un carrello, prima di scrivere che vergogna, vi fermerete un istante a farvi una domanda molto più interessante. Sto guardando qualcosa contro la natura del cane? Oppure sto guardando una delle tante capacità che l'uomo ha custodito attraverso secoli di selezione? Perché la buona cinofilia non nasce quando tutti la pensano allo stesso modo. Nasce quando abbiamo l'umiltà di conoscere prima di giudicare. Ed è proprio per questo motivo che è nata questa serie. Non per dirvi quale sport sia migliore, tanto lasciatemi dire, pratichiamoli, perché dal 2020 il mondo è cambiato. Prendiamo i nostri cani, andiamo a fare cose, viviamo all'aria aperta, ma questo è il mio punto di vista che poco c'entra con il video, chiedo scusa, ogni tanto mi parte, ma per raccontarvi in questa serie che nel momento in cui il cane fa ciò per cui è stato selezionato, possiamo capire davvero ciò che è ancora oggi. E forse è proprio questo il viaggio più affascinante che possiamo fare insieme. Cercare di capire prima di impegnarci nel giudicare.